Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, appuntamento live per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Scossa di terremoto poco dopo le 3 di questa notte, magnitudo 3.4 con epicentro segnalato a 5 km a ovest di Dogna e stessa distanza ma a nord-est di Resiutta e ipocentro a 10 km di profondità, avvertita chiaramente dalla popolazione. Per fortuna non si segnalano danni alle strutture e nessun ferito, chiaramente tanta paura perché il ricordo dell'Orcolat è sempre vivo da queste parti. E adesso cambiamo argomento, parliamo di turismo nel prossimo servizio con l'intervento dell'assessore Bini. Assessore Bini, oggi la comunità delle Prealpi Friulane Orientali ha dato un'idea molto chiara, fare sistema. Beh, molto bello, questo è stato un primo incontro di sistema, c'erano tantissimi sindaci presenti che hanno chiesto alla Regione di poter far sistema. È una cosa che può sembrare semplice e banale, ma banale non lo è una prima volta. Ben vengano richieste di questo tipo. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo bisogno di territori che facciano sistema, abbiamo bisogno di promuovere a sistema le nostre ricchezze. Il tutto deve partire dalle comunità locali, quindi molto bene, sono contento, abbiamo messo a nostra disposizione quello che è il nostro braccio operativo per il turismo, vale a dire Promoturismo FVG, insomma è qua pronti ad accompagnare, a formare, a far crescere i territori del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a chiudere con una notizia di cultura, una panchina alata a mo' di abbraccio a simboleggiare un angelo custode del parco, anche per la presenza in passato del cimitero, e una ancora con i gabbiani a testimoniare il mare e la speranza per un periodo migliore dopo quella passata. A occuparsene sarà Davide Tramontin, che ha preparato le bozze del progetto, che sono 3, poiché il soggetto dell'ancora con i gabbiani ha 2 versioni per i quali il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, pensa di lasciare la scelta ai ragazzi dalle medie. I 3 tronchi, alti 3,4 metri ciascuno, si affacciano sulla strada, pertanto le sculture saranno visibili non solo ai frequentatori dell'area verde di Monfalcone. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.